arrivas. Buongiorno Italia, è da un po' che volevo fare questo video, starò velocissimo, è una semplice guida su come utilizzare il canale YouTube delle puntine e il sito internet. Andiamo! Ciak! Iniziamo dal canale YouTube. L'iconcina del canale ufficiale è questa qui, quella cosa celeste con la valigetta. Sostanzialmente in alto a destra qua vedi c'è la scritta accedi, tu clicchi se non hai già effettuato l'accesso. Se hai già effettuato l'accesso invece trovi un cerchietto con l'iniziale del tuo nome. Ti sposti un po' più in giù dove c'è il pulsante iscriviti, lo premi, tac, e poi vedrai che c'è una campanella. Ti consiglio vivamente e vivacemente di cliccarla e di selezionare tutte. Questo perché altrimenti ti perderesti tante puntate del canale, perché YouTube ti fa vedere solo alcune puntate, mentre così con le notifiche tu sarai a conoscenza che ci sono anche altre puntate. Dopo insomma spetta a te se vuoi vederle oppure no. Ti faccio notare, guarda, appena sopra c'è il link alla pagina Facebook, Twitter che vabbè non c'è praticamente niente, Instagram ho messo solo qualche foto e soprattutto il sito internet. Attenzione qua, la pagina io praticamente la uso per mettere le puntine, ossia gli articoli del sito, i video del canale YouTube che parlano dei posti. Tutte le minchiate, organizzazioni dei raduni, eccetera, 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 sono sul gruppo Facebook. Eccolo qua, vedi il gruppo Facebook si chiama Gruppo di Le Puntine del Mondo. La copertina è sempre questa, quindi non puoi confonderti, c'è il logo ufficiale delle puntine, il furgoncino rosso, basta, fai la richiesta di iscrizione, dopo guarda io le trovo, quando entro e tac ti approvo. Nel gruppo si parla praticamente un po' di tutto, c'è un po' di tutto, sia la condivisione sì delle puntine piuttosto che dei video di dietro alle quinte, ma tantissima altra cosa, insomma vedi ognuno mette le sue. Ok ragazzo, adesso che sei dentro al canale bisogna capire un po' di cosine. Allora, appena lo apri purtroppo parte da solo un video che ogni tanto io imposto e appena più sotto trovi i video caricati, ossia in ordine cronologico gli ultimi video che sono usciti. La cosa invece molto interessante secondo me, soprattutto per chi è nuovo, è il discorso playlist, ok? Vedi che qua trovi Lazio, Puglia, Molise, Umbria, camper nuovi e usati, eccetera eccetera, ma se tu clicchi qua troverai poi tutte le playlist, ossia tutte le categorie. Vedi anche qua, vuoi vedere i video dell'Ungheria, i video della Francia, i video della Liguria, tutto quanto, è tutto diviso per categorie, quindi può essere insomma utile e interessante, ripeto, soprattutto per i nuovi iscritti. Boh, se è tutto chiaro passiamo al sito. L'indirizzo segnatelo giù, anche se è facilissimo a ricordare, www.lepuntinedelmondo, quindi le puntine del mondo, le puntine del mondo.it, perché siamo italiani, hai capito? .rom se eravamo singani. Spam! Eccoci qua, questo è il sito internet fatto io. Purtroppo per motivi burocratici ho dovuto mettere anch'io la barretta dei cookie, quindi dagli accetta e lei sparisce. Vedi, se vai in giù con lo scroll troverai il chi sono, un po' di storia, vedi, guarda che belle le animazioni, vedi che tutte che compare, ricompare qua le ultime puntine, se vuoi vederle tutte basta che clicchi qua, carica altri articoli. Hai la mappa interattiva, che secondo me è la cosa più interessante. Ho tolto lo zoom con lo scroll, altrimenti uno non riusciva a scrollare la pagina, era un casino. Per lo zoom usi questi pulsantini qua, ok? Allora, tipo, non so, qua, cos'è questa roba qua a Firenze? Vedi, uno dice, cos'è sto puntino? Andiamo a vedere cos'è sto puntino. Tu clicchi, area di sosta con ruscello di Comano Firenze. Ah, ok, quindi clicchiamo e ti si apre una nuova finestra, la puntina, in questo caso era una delle prime puntine, diciamo il vecchio stile, però comunque in tutte le puntine tu troverai cos'è il posto, una mia opinione, delle informazioni trovate sul web che ti possono raccontare della storia piuttosto che dei monumenti di interesse, eccetera, le fotografie, i video e la mappa da scaricare. Però prendiamone una un po' più carina, un po' più nuova, tipo il borgo di Andreis qua. Tac, eccole qua, queste sono le puntine nuove, quindi troverai, vedi, la mia descrizione. Qua a destra stato, regione, provincia, città, coordinate GPS in tutti e due i modi e
sito web, ossia del comune o comunque il sito ufficiale dell'attrazione. Vedi appena più sotto ti ho scritto le informazioni in merito parcheggi, servizi per camper, adatto o meno agli animali, adatto o meno ai bambini e adatto o meno alle persone disabili. Scrollando in giù hai la galleria delle foto del posto, puoi anche ovviamente cliccarle, vedi, cliccandole ti si apre le foto, puoi andare avanti, indietro, te le vedi anche sotto, puoi muoverti anche con lo scroll del mouse, hai capito? Dopodiché premi la X qua in alto a sinistra per tornare indietro. Poi un po' di informazioni dal web, solitamente le prendo da Wikipedia o dal sito del comune. Scendendo ti trovi anche il video, che altro non è che il video ripreso dal canale YouTube. Vedi, in questo caso in questa puntina ne erano stati girati due, quindi li troverai tutti e due, basta cliccarci sopra e il video parte, no? E qui le famose mappe. Prima di vedere le mappe ti ricordo che puoi commentare qua sotto anche tramite Facebook e condividere questa bundina tramite Facebook, Twitter, LinkedIn, Pinterest e un'altra roba che è dietro a ste maledizioni qua dei captcha. Ho messo anche la chat qua, guarda, tac, e ti si apre sotto, cacchio figata, è bellissimo. Ciao bielo. Allora andiamo a vedere sto famoso pulsantone qua, apri in Google Maps, che succede? Sbam, ti si apre Google My Maps, e che praticamente è una mappa creata da me, in questo caso solo la zona di Andreis che abbiamo visitato. Vedi qua a sinistra hai la leggenda di tutti i posti che io ho puntinato, tipo ad esempio area sosta camper, parcheggio auto, bagni e rubinetti, ruscello con cascatelle, museo dell'arte che abbiamo visitato, le voliere con i rapaci, il punto panoramico, l'inizio del sentiero per la chiesetta di San Daniele, il parco picnic, le giostre per i bambini, l'entrata del sentiero per il paese e un altro parcheggio. Quindi capirai che per uno che ha già tutta la pappetta pronta dei parcheggi e dei posti da visitare, entrare in un luogo sconosciuto adesso sarà tutta un'altra storia. Tieni conto, ovvio è molto più pratico usare sta roba con il telefonino, perché dopo tu clicchi qua e gli dici arrivaci con il navigatore. Vedi, eccolo qua, questo pulsantino ce l'hai anche nel telefono e ci arrivi proprio col navigatore del telefono. Proprio ad esempio io là avevo puntinato una fontana, una cascata ad esempio, che è fuori dalla strada, ok? Quindi non ha numero civico, non è in una strada, hai capito? E col navigatore lui ti porta preciso al metro là sopra, hai capito? E questa è la figata delle puntine del mondo, che ogni puntina io ti metto la super mappa con ogni cosa, soprattutto i parcheggi che è la rottura di palle dei camperisti, parcheggi, rubinetti, tutte quelle cosette là, hai capito? Bene, ora hai capito come funzionano le puntine, c'è la mega mappona. Guarda, in ogni caso se tu apri o Italia qua al menu in alto o estero, in tutti e due trovi mappa, ok? Poi hai sì anche tutti gli stati, le regioni eccetera, ma se tu clicchi mappa ti apre il mappone che ha quasi schermo intero, diciamo. Qua ci sono anche tutte le istruzioni, ti ho scritto di come usare il Google My Maps sia su Android che su iPhone, iPad eccetera eccetera eccetera. Guarda, te la puoi sparaflashare anche a schermo intero e qua ti guardi tutte le centinaia di puntine sparse. Purtroppo non ci sono tutte per motivi di tempo, insomma, perché ogni puntina comunque è una pagina di un sito fatta anche in un determinato modo e ricca di informazioni, quindi ci vuole tempo, insomma, ecco. Se invece sai già dove andare, tipo dici voglio farmi un weekend in Toscana, no? Allora fai Italia e selezioni qua Toscana. Così facendo, vedi, ti verranno filtrati fuori solo le puntine della Toscana. Vedi la Spada nella Roccia, il Mulino Bianco, il Castello di Monteriggioni, l'area di Dicomano, il Borgo di Montichiello, l'Acropoli Populonia, la passeggiata a Pienza, il borgo eccetera 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 eccetera. E poi sotto, vedi, è diviso in pagine, quindi vai avanti a guardare le altre pagine se ci sono tante puntine, insomma. Lo stesso vale per l'estero, hai Albania, Bosnia, Croazia, Francia, Grecia, Inghilterra, Macedonia, Montenegro, Scozia, Serbia, Slovenia, Spagna, Tenerife e Ungheria. Per concludere la parte sito volevo mostrarti altre due chicchette. Allora guarda qua sul menu in alto, no? C'hai utilità. Allora, accessori Amazon è una pagina bene o male distinta in macro categorie dove ci sono tutti
tutti gli accessori, tutti i pizzi, tutti straffanti acquistati su Amazon con relativi link nella storia del canale, ossia tutta la roba presa sia con Scarosso che con Pulmin. Se li acquisti tramite il mio link, ricordati sempre che a me arriva una piccola provvigione, quindi mi fai contento e mi dai una motivazione in più per continuare a metterti gratuitamente tutte queste cose a disposizione. A te non cambia assolutamente nulla, cioè se una cosa costa 9,98 €, se tu la compri dal mio link la pagherai comunque 9,98 €, hai capito? Solo che a Singano arriva una piccola percentuale e quindi è contento, può continuare a prendere altra roba, a farti vedere, eccetera eccetera. Il diario di bordo, beh, tieni conto, è una sorta di filtro delle news che comunque trovi anche nell'home page del sito. Download, sì, questo è carino, è una pagina dove puoi trovare documenti da scaricare, tipo i decreti sul bombolone GPL, piuttosto che sui parcheggi legali o illegali per camper, oppure le mappe o la sigla delle puntine, insomma tante cosette. Mappa l'abbiamo vista prima, è la mappona, diciamo, delle puntine a schermo intero. Pulmin, una pagina dedicata a Pulmin con tutte, ma proprio tutte le caratteristiche di Pulmin. Infine recensioni. Non preoccuparti se non ti ricordi il link. Su social troverai il link al gruppo Facebook, alla pagina Facebook, la pagina Instagram, la pagina Twitter che non so neanche cosa c'è, e il canale YouTube. Quindi dal sito alle puntine del mondo hai l'accesso a qualsiasi altra cosa. Contatti, vabbè, c'è l'email, il modulo contatti, comunque il modulo contatti lo trovi scorrendo qua giù anche nel sito, vedi, eccolo qua. Cosa da non sottovalutare secondo me è il pulsantino cerca. Tipo, non so, te devi cercare, non so, scrivo raduno, faccio un esempio, raduno, premo invio e tac, vedi, mi vengono fuori gli articoli divisi per mese con la parola raduno in mezzo. Italia, spero sia tutto chiaro, buona visione, buona permanenza, ciao bello! Eccolo! Sigari!